Appello dell'Ordine degli Architetti di Agrigento alla politica agrigentina per il futuro aeroporto, tutti uniti per la sua realizzazione. Assegnato ieri presso il Presepe Vivente di Montaperto il premio regionale Radici di Sicilia a Giovanni Moscato. Proseguono regolarmente i lavori per il nuovo impianto di illuminazione allo Stadio Seneto di Agrigento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Approvata la dotazione della pianta organica del Comune di Camastra dal COSFEL del Ministero dell'Interno, grazie anche all'intervento dell'onorevole Calogero Pisano. Più di 1 milione i contagi registrati, polmoniti anche nei giovani, le raccomandazioni del dottor Matteo Bassetti. Mercoledì 7 gennaio nelle scuole sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Crasmontana su disposizione del ministro Valditara. La Guardia di Finanza è impegnata nella lotta all'inquinamento ambientale, scoperta un'attività illecita di smaltimento di rifiuti nel Nisseno, 17 le misure restrittive, bomba da 100 kg disinnescata nel Messinese. L'Agragas vince contro il Pro Ragusa in trasferta, la Castrum sconfitta a Reggio Calabria. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Nel fare i complimenti ai tecnici del Libero Consorzio di Agrigento per gli studi integrativi inviati all'ENAC e nell'attesa del parere positivo per il nulla osta relativo al futuro aeroporto nella Piana di Licata, il presidente degli architetti Rino Lamendola lancia un appello ai parlamentari agrigentini affinché lavorino all'unisono a prescindere dai colori politici per dare una risposta concreta al sogno dei cittadini con la realizzazione dell'infrastruttura fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino e nella Sicilia centro-meridionale, il nostro servizio. L'Ordine degli Architetti di Agrigento fanno i complimenti al Libero Consorzio Comunale per essere riuscito a elaborare e trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli studi integrativi davvero impegnativi richiesti dall'ENAC. Adesso aspettiamo con fiducia il parere positivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e il conseguente inserimento dell'importante infrastruttura nel Piano Nazionale degli Aeroporti. E proprio con queste parole il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, esprime il proprio compacimento per un altro passo avanti nel complicato iter per l'inserimento dello scalo agrigentino nella programmazione nazionale, che costituirebbe una tappa fondamentale del percorso per la realizzazione dell'importante struttura rilanciato nel decreto Sud in virtù dell'emendamento presentato dal deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano. Ricordiamo, continua Lamendola, che già l'ENAC con la nota del febbraio 25, richiedendo una serie di studi integrativi di carattere economico, tecnico e ambientale, aveva di fatto ammesso l'adeguatezza del sito scelto dal Libero Consorzio. A questo punto, dunque, dopo la produzione degli studi integrativi richiesti, dovrebbe essere rilasciato il parere dell'ENAC che farebbe cadere ogni pregiudizio tecnico sulla realizzazione dell'aeroporto nella Piana di Licata. Tuttavia, afferma Lamendola, non possiamo certamente ignorare che sarà necessario, adesso più che mai, l'impegno della politica, delle istituzioni competenti che dovranno stanziare quelle risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. Per questo motivo, conclude il presidente degli architetti Lamendola, continueremo a lanciare appelli ai parlamentari agrigentini affinché lavorino all'unisono, prescindere dai colori politici per dare una risposta concreta al sogno dei cittadini con la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino e della Sicilia centro-meridionale. E ieri presso il Presepe Vivente di Montaperto, cerimonia di premiazione del premio regionale Radici di Sicilia conferito a Giovanni Moscato, un artista instancabile promotore della cultura siciliana. Allora andiamo alla premiazione, premio regionale Radici di Sicilia 2025, la prima edizione a Giovanni Moscato, figlio autentico di Agrigento, capace di trasformare la sua terra in racconto, emozione ed appartenenza. Montaperto, Presepe di Agrigento.
Sì, e meglio non potevamo iniziare, è un nome di grandissimo valore per la terra di Agrigento, legato a questa terra di Agrigento, è un premio che si incastona perfettamente con quelli che sono i valori del presepe vivente di Montaperto e il presepe, che è il presepe vivente di Agrigento. Tradizioni a 360 gradi, Giovanni è un artista poliedrico, un compositore, un attore importantissimo, un artista proprio a 360 gradi. Non potevamo iniziare meglio che con una persona che ama la propria terra, un figlio di Agrigento e di cui noi possiamo sicuramente vantarci. Sì, abbiamo voluto fortemente, assieme al dottor Amato, che ringrazio per il suo impegno per l'attaccamento al territorio, non potevamo che non scegliere come prima elezione Giovanni Moscato, come diceva il dottor Amato, un attore poliedrico, e rappresenta le nostre tradizioni. Sin da ragazzino si è speso per il nostro territorio, per le nostre tradizioni, ci rappresenta sia nel territorio italiano che anche all'estero. Un premio che avrà un futuro, perché Agrigento è ricco anche di personaggi come Giovanni Moscato, personaggi che sono attaccati alle nostre tradizioni, personaggi che ci rappresentano. Quindi spero che per il futuro, anche per il presepe di Montaperto, per questa meravigliosa frazione, ma per la città di Agrigento, tutto possa andare per il meglio. No, per la verità mi ha emozionato molto e mi ha gratificato molto la motivazione che è stata data al premio. Poi mi coinvolge particolarmente perché sono quello che inizia il primo premiato di queste radici che veramente affondano nel territorio e che mi hanno dato la possibilità di dedicarmi appunto al territorio, alla città di Agrigento da sempre. Io mi sono sempre occupato di teatro, di musica, di cabaret, di produzioni e edizioni musicali, e ho collaborato con tantissime persone nel corso dei oltre 50 anni di attività, e quindi ho preso da ognuno qualcosa e spero di avere prodotto bene e di aver raggiunto un livello tale, e principalmente di essere stato premiato con questo premio di Radici, ma di continuare e di credere nelle proprie possibilità e quindi di non arrendersi, di andare avanti. Come vedete, un premio l'ho ricevuto dopo oltre 50 anni di attività, quindi c'è sempre tempo. Il premio promette bene e naturalmente Agrigento, per parlare del nostro territorio, è pieno di grandi artisti o di gente di cultura, di grandi musicisti, gente che si dedica al teatro, per cui nel tempo saranno gradualmente tutti menzionati e sicuramente premiati per la loro attività, ma tutti raccomando perseveranza e impegno. Sì, questo è un premio che veramente il presepe si pregia di aver dato a un grande artista agrigentino quale è Giovanni Moscato. Io come sempre ringrazio il dottor Amato per avermi riconfermato nuovamente come direzione artistica. Abbiamo avuto e abbiamo ancora tantissimi spettacoli, vi aspettiamo il 6 di gennaio per l'ultimo giorno del presepe, dove ci saranno tantissimi spettacoli, ci saranno lo spettacolo delle farfalle luminose, ci sarà la Sacra Stanchezza, ci sarà lo spettacolo di fuoco, quindi vi aspettiamo qui, vi aspettiamo numerosi e che dire, una buona festa a tutti. Grazie.
Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso lo Stadio Comunale Seneto, alla nota dell'assessore al ramo di Agrigento, Gerlando Principato. Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso lo Stadio Comunale e Seneto di Agrigento. I lavori, ricordiamo, sono stati finanziati dall'assessorato regionale alle infrastrutture grazie all'attività di programmazione e interlocuzione istituzionale portata avanti dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, diretto da Gerlando Principato. Come comunicato già dal direttore dei lavori, sono state completate le opere di incantieramento e risultano già eseguiti gli scavi per il passaggio delle linee elettriche a servizio delle torri faro, oltre alla realizzazione dei pali di fondazione dei plinti. Le torri faro e i corpi illuminanti sono stati già forniti e si trovano in un deposito presso i magazzini della stessa impresa, pronti per la fase di installazione a completa maturazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo armato. Come assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, scrive Gerlando Principato, esprimo soddisfazione nel vedere un finanziamento importante trasformarsi in un cantiere attivo, un segno concreto di un lavoro amministrativo che punta alla qualità delle opere e alla sicurezza dei cittadini. L'intervento non si limita alla sola riqualificazione di un impianto sportivo strategico, ma assume un valore fondamentale anche sotto il profilo della protezione civile, poiché lo Stadio Seneto è stato individuato nel piano di protezione civile comunale, aggiornato nell'ottobre del 22 e approvato il 7 dicembre del 22 come area di ricovero e accoglienza della popolazione in caso di calamità naturali. Continueremo, conclude l'assessore Principato, a seguire con attenzione l'evoluzione dei lavori affinché l'opera venga completata nei tempi previsti e secondo gli standard di sicurezza e funzionalità attesi dalla città. E l'onorevole Calogero Pisano comunica che nella seduta notturna in occasione del voto di fiducia al governo sulla legge di bilancio è stato approvato all'ordine del giorno a mia firma la destinazione delle risorse straordinarie all'emergenza idrica nella provincia di Agrigento, un atto concreto che impegnerà il governo a valutare di riservare una quota delle risorse delle politiche di coesione 21-27 alla gestione e al potenziamento delle infrastrutture idriche a beneficio dell'AICA e dei comuni più colpiti. Sappiamo tutti quanto sia grave la situazione, perdite superiori al 50%, reti obsolete, disagi quotidiani per famiglie e imprese. Proprio per questo l'approvazione di quest'ordine del giorno rappresenta un segnale politico forte e chiaro. Il territorio agrigentino non è solo e l'emergenza idrica va affrontata in modo strutturale e definitivo. Un ringraziamento, conclude Pisano, al governo Meloni e ai colleghi della Camera per la sensibilità dimostrata. E sempre notizie sull'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini ha pubblicato la prima fase della procedura negoziata per l'intervento sul depuratore di Naro, segnando un passo decisivo verso la risoluzione di una criticità che da anni penalizza il territorio. L'opera, finanziata con i fondi del PNRR e Collati come soggetto beneficiario, mira al risanamento e all'adeguamento dell'impianto per la tutela ambientale e sanitaria di Naro. La Presidente del CDA, Danila Nobile, ha sottolineato che si tratta di una svolta attesa da anni, evidenziando il cambio di passo dell'AICA, oggi orientata a pianificare e realizzare interventi strutturali anziché gestire le emergenze. Anche il direttore Fiorino ha rimarcato l'importanza di questo atto che consente di superare uno stallo pluriennale e di avviare finalmente una nuova fase operativa. Il comune di Camastra in Sicilia è stato recentemente al centro dell'attenzione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, COSFEL, organo del Ministero dell'Interno. Il comune, dichiarato in stato di dissesto finanziario nel dicembre del 2023, ha ottenuto un importante risultato che metterà al sicuro il personale comunale, garantendo la continuità dei suoi servizi. La COSFEL ha approvato la proposta di rideterminazione della dotazione organica avanzata dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Dario Gallo, riconoscendo
la sostenibilità dell'attuale assetto del personale, secondo i criteri standard basati esclusivamente sulla popolazione residente. Il Comune di Camastra avrebbe dovuto disporre di circa 15 unità di personale, in realtà l'ente ne conta 43 tra tempo pieno e part-time, con il rischio concreto che molti lavoratori venissero collocati in mobilità. L'esito positivo della decisione si inserisce nel percorso istituzionale avviato a seguito dell'intervento dell'onorevole Calogero Pisano, che ha portato all'attenzione degli organi competenti la reale situazione finanziaria e organizzativa del Comune di Camastra, chiedendo una valutazione basata sui fatti e non su automatismi numerici. La Commissione ha così verificato che, pur in dissesto, il Comune di Camastra è in grado di sostenere l'intero organico, confermando che i conti sono compatibili con il mantenimento dei posti di lavoro. Presentato a Siculiana il progetto Siculiana in the World e inaugurata nel contempo anche la biblioteca comunale dopo i lavori di restauro del nostro servizio. Siculiana in the World vuole essere un'iniziativa che si collega all'idea del turismo delle radici, un progetto nazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Siculiana fa parte del circuito, noi abbiamo intrapreso già questa strada con Ayrton Senna, con la ricerca delle sue origini, della bisnonna Giovanna Magro, che ci ha condotto poi alla realizzazione della mostra museo Astro. Oggi rilanciamo il tutto, l'idea è quella di intercettare i tanti siculianesi nel mondo che nel corso di questi anni si sono, come dire, affermati nel mondo della cultura, dell'arte e del lavoro. È un modo per costruire dei ponti attraverso coloro i quali nell'arco del tempo, ormai saranno la terza, la quarta generazione, che noi vogliamo recuperare alle loro radici, costruendo appunto un ufficio che consenta loro intanto di conoscere meglio da dove provengono, e Siculiana è aperta a questo discorso non soltanto da un punto di vista della memoria, che è fondamentale e importante, ma anche come mezzo per uno sviluppo turistico di qualità, che veda il ritorno di quanti nel corso degli anni, gli avi soprattutto, se ne sono andati per trovare fortuna altrove. Ogni anno individueremo e premieremo i siculianesi che si sono contraddistinti, e quindi questo aiuterà sicuramente a quanti ormai da anni non vengono più a Siculiana di trovare un luogo, un punto di riferimento e un momento dedicato a loro, perché la memoria collettiva di una comunità non si smarrisce. Questo si inserisce nell'ambito di quel progetto di memoria, di archivio, di cultura che noi stiamo portando avanti insistentemente. Oggi è un tassello fondamentale, perché la biblioteca non rappresenta soltanto un luogo di lettura, è un presidio culturale importantissimo, un punto di riferimento e anche una modalità, perché no, per promuovere la carta, l'odore della carta, il recupero di quella capacità di sfogliare anche un giornale. Saremo aperti il sabato mattina, la domenica mattina, appunto per consentire a quanti lo desiderano di ritornare un attimo a condividere anche un giornale, per confrontarsi, per leggere un libro, e poi la cosa importante che rientra all'interno di una struttura che fa parte di un circuito generale all'interno del contesto scolastico, quindi il centro sociale che recupera una funzione fondamentale a livello culturale e anche artistico, che darà la possibilità ai nostri studenti soprattutto di vivere lo spazio biblioteca. C'è un angolo proprio dedicato anche all'infanzia, ma anche il teatro è un centro di aggregazione giovanile, quindi un luogo davvero di incontro per tutte le età. In questa biblioteca innanzitutto ci sono i volumi della vecchia biblioteca che noi chiaramente abbiamo ripreso, e più abbiamo comprato moltissimi libri. Ci sono tante sezioni: sociologia, psicologia, letteratura italiana e straniere, poi libri di attualità, libri dei maggiori autori siciliani, locali, di tutto. Abbiamo più di 4.500 volumi, quindi tantissima carne sul fuoco, e ancora ne compreremo, perché noi abbiamo intenzione di capire anche i desiderata della nostra utenza, cosa hanno
bisogno i siculianesi di leggere e devono riscoprire il piacere della lettura, perché la lettura non è un click su internet e trovare la notizia, la lettura è tutt'altra cosa. Ecco, quello che vogliamo fare è questo. Poi vogliamo dare alla biblioteca un valore di tipo sociale. Qui deve essere un luogo di incontro, di scambio culturale e sociale. Qui dobbiamo analizzare, intercettare i bisogni dei nostri cittadini per poterne parlare, per organizzare delle tavole rotonde, per approfondire. Picco influenzale, più di 1 milione i contagi registrati. Secondo il dottor Matteo Bassetti, questa stagione influenzale potrà provocare polmoniti anche nelle persone giovani. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Quest'anno i casi di influenza sono in aumento, soprattutto a causa delle numerose occasioni di incontro durante queste festività. Nell'ultima settimana si sono avvicinati al 1 milione i contagi registrati, con il picco che si prevede ancora lontano. Secondo Matteo Bassetti, responsabile delle malattie infettive al San Martino di Genova, questa stagione influenzale si distingue per la tendenza a provocare polmoniti anche in persone giovani. Bassetti sottolinea come le regioni che stanno facendo i conti con più casi gravi siano quelle dove la copertura vaccinale è più bassa, come Sardegna, Campania e Sicilia. Il vaccino, pur non essendo perfetto contro tutte le varianti in circolazione, aiuta comunque a evitare le conseguenze più pesanti. L'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso alcune indicazioni utili per affrontare la stagione influenzale. Il vaccino rimane la principale forma di prevenzione, riducendo sia la probabilità di ammalarsi sia quella di sviluppare complicanze come polmoniti o di finire in ospedale. Tra le abitudini consigliate: lavarsi spesso le mani, asciugarle bene, coprire naso e bocca con un fazzoletto o il gomito quando si tossisce o starnutisce, restare a casa ai primi sintomi, evitare il contatto con chi presenta segnali di influenza e non toccare occhi, naso o bocca. Arieggiare spesso gli ambienti aiuta a ridurre il rischio di trasmissione. Un'ultima raccomandazione riguarda gli antibiotici. Non vanno presi senza indicazione medica perché non sono utili contro i virus influenzali e un uso scorretto può favorire la comparsa di batteri più difficili da trattare in futuro. E nell'ambito della giornata mondiale missionaria dei ragazzi che si celebra domani, giorno dell'Epifania, realizzata una croce di legno e di volti, segno che denuncia le ferite dei più piccoli, prodotta dai giovani dell'oratorio San Nicolò di Acicatena. La croce raccoglie i volti dei bambini segnati da guerra e povertà. Le interviste. Sì, diciamo che questa croce è uno dei frutti del Giubileo dei giovani, al quale abbiamo partecipato proprio con i giovani della comunità. Perché nella preparazione al Giubileo abbiamo fatto un cammino di riflessione anche sulle varie sofferenze che ci sono nel mondo, soprattutto quelle che colpiscono i bambini. Rientrati dal Giubileo, una delle prime cose che abbiamo fatto è proprio questo. Ci siamo messi alla ricerca delle immagini che avessero la capacità di raccontare la sofferenza che colpisce proprio i più fragili, che sono proprio i bambini. E allora abbiamo realizzato la croce della Santa Infanzia. Sì, esattamente, ormai è tradizione che il 6 gennaio, festa dell'Epifania, solennità dell'Epifania del Signore, proprio questa manifestazione al mondo intero, a tutte le genti, venga celebrata anche a livello mondiale con la giornata missionaria dei ragazzi. Il tema è quello di accendere la speranza, cioè di continuare ad accendere la speranza. Certamente non può essere il tempo del Giubileo solo quello in cui si parla della speranza, si celebra la speranza, ma invece possa essere una strada da percorrere, e certamente augurarci la speranza significa anche viverla a partire dalla nostra fede, viverla proprio in modo particolare legata al mondo intero, e quindi in questa occasione ai ragazzi. Potremmo dire che sono i ragazzi della giornata mondiale missionaria che aiutano altri ragazzi, che aiutano altri giovani. E allora accendiamo la speranza affinché si possa accendere e si possa infiammare il mondo intero.
E mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crasmontana. In questo momento di profondo dolore il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Passiamo alla cronaca. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, con il supporto del reparto operativo aeronavale nell'ambito delle indagini coordinate e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica Nissena, hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, con cui sono state disposte misure restrittive della libertà personale a carico di 17 soggetti, procedimenti interdittivi per altri 3 soggetti, il sequestro di un'azienda operante nel settore del servizio di raccolta e smaltimento del traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata nei comuni di Niscema e di Gela, l'operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, con il supporto del reparto operativo aeronavale di Palermo, nell'ambito delle indagini coordinate dalla DIA della Procura della Repubblica Nissena, hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, con cui sono state disposte misure restrittive della libertà personale a carico di ben 17 soggetti, provvedimenti interdittivi per altre 3 persone e il sequestro di un'azienda operante nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In particolare il GIP del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, ha disposto all'esito dell'interrogatorio preventivo la custodia cautelare in carcere per un imprenditore di Niscemi e ai domiciliari per uno di Gela, la misura di obbligo o divieto di dimora a carico di 12 soggetti, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 3 persone facenti parte a vario titolo di un'associazione a delinquere dedita in maniera sistematica e organizzata al traffico e alla gestione abusiva, nonché raccolto, trasporto, sversamento e occultamento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Nel medesimo ambito il competente giudice ha disposto, oltre al sequestro dei mezzi e del complesso aziendale di un imprenditore di Niscemi, un valore di stima pari a 2 milioni di euro, l'esecuzione di altre 3 misure interdittive, il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale nei confronti di altrettanti titolari di ditte e rappresentanti di società operante nello specifico settore. La genesi dell'indagine è da rinvenirsi nel quotidiano impegno della Guardia di Finanza di Gela, dedicato al settore del contrasto agli illeciti ambientali, che ha consentito, secondo i gravi indizi di colpevolezza prospettati dalla Procura e ritenuti dal GIP, di individuare nel comune di Niscemi un sito nelle immediate adiacenze del centro urbano dove veniva svolta in totale difformità alle vigenti disposizioni l'attività di raccolta, stoccaggio e trasporto e conferimento successivo a terzi di rifiuti speciali, anche pericolosi. La vicenda in esame potrebbe essere ricostruita, fermo restando la presunzione di innocenza. I rifiuti risultavano accatastati direttamente sul suolo, inermi di qualsiasi protezione o impermeabilizzazione, con il concreto rischio di contaminazione ai terreni delle falde acquifere, cagionando un potenziale grave danno a tutto l'ambiente circostante. L'esercito italiano, impegnato nella distruzione di una bomba di un aereo ritrovata a Milazzo, i ingegneri dell'esercito italiano hanno portato a termine una complessa operazione di bonifica di un ordigno esplosivo di oltre 100 kg. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Si sono concluse con successo le delicate attività di bonifica condotte dagli artificieri dell'esercito italiano nel comune di Milazzo, a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico in un'area residenziale ad elevata densità abitativa. L'intervento è stato effettuato su richiesta della Prefettura di Messina, nell'ambito delle operazioni volte a garantire la sicurezza della popolazione. L'ordigno, una bomba d'aereo da 250 libre, circa 115 kg, è stato individuato durante lavori di scavo per la realizzazione di un fabbricato.
Sin dal momento del ritrovamento, il personale specializzato del 4° Reggimento Genio Guastatore di Palermo ha operato per assicurare l'incolumità dei residenti, predisponendo tutte le necessarie misure di sicurezza. Per ridurre l'impatto delle operazioni sulla comunità locale, i militari hanno realizzato una struttura di protezione denominata Camera di Espansione, che ha consentito di limitare il raggio di sgombero a 334 metri. Nonostante ciò, si è resa necessaria l'evacuazione temporanea di circa 1500 residenti. Una volta messa in sicurezza l'area, l'ordigno è stato neutralizzato direttamente sul luogo del ritrovamento, mediante la rimozione degli organi sensibili e successivamente trasportato in cava per la definitiva distruzione. In considerazione delle condizioni di conservazione dell'ordigno e al fine di ridurre ulteriormente i rischi, per le operazioni di neutralizzazione sono state impiegate tecniche avanzate che prevedono l'utilizzo di strumenti robotizzati. La Prefettura di Messina, in stretto coordinamento con l'esercito italiano, ha diretto e coordinato tutte le fasi dell'operazione, assicurando il corretto svolgimento delle attività a tutela della sicurezza del personale coinvolto e dell'area circostante. L'intervento conferma l'elevata professionalità del personale specializzato dell'esercito italiano, che grazie a una formazione altamente qualificata è in grado di operare in assoluta sicurezza su una vasta gamma di ordigni bellici ancora oggi rinvenuti su tutto il territorio nazionale. Linea alla regia per la pubblicità. E di 2 persone ferite, una delle quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali. L'impatto tra 2 auto è avvenuto in contrada Buagimi, a scontrarsi una Lancia Y e una Ford Focus. I feriti con le ambulanze del 118 sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, tra cui una in codice rossa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione radiomobile, che hanno eseguito rilievi per accertare le cause del sinistro stradale. Sono finite al pronto soccorso, prima quello dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, successivamente trasferite a quello San Giovanni di Dio di Agrigento, in prognosi riservata per una intossicazione alimentare causata dal botulino. Si tratta di 2 persone di Canicattì, un 57enne e una 18enne. L'uomo si trova al reparto di rianimazione. Le loro condizioni risultano gravi ma stazionarie. Dalle indagini si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino. I 2 pazienti, una volta giunti al nosocomio Barone Lombardo, avevano riferito ai sanitari di aver mangiato del pesce crudo in un locale di Canicattì. Altre 4 persone che hanno consumato cibo nell'attività di ristorazione hanno accusato anche loro dei malori. Sono volati ceffoni e qualche cazzotto, protagonisti un 35enne e una 30enne domiciliati ad Agrigento, conviventi da diverso tempo. A mettere fine alla lite l'intervento provvidenziale dei carabinieri. Il caos è scoppiato nei giorni scorsi, in tarda serata, all'interno di un'abitazione nella località balneare di San Leone. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe presto sfociata in uno scontro fisico. La donna si sarebbe scagliata contro il compagno e lui avrebbe reagito. A evitare che la situazione peggiorasse sono stati i militari dell'Arma, allertati dai vicini di casa. I 2 protagonisti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove i medici in servizio hanno medicato le contusioni ed escoriazioni giudicati guaribili in pochi giorni. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Passiamo allo sport. L'Akragas inizia il nuovo anno con una vittoria esterna di grande valore, superando la Pro Ragusa per 2-0 allo stadio Giovanni Biazzo. Vediamo un ampio servizio. Al Biazzo di Ragusa si apre ufficialmente il nuovo anno e il girone di ritorno del campionato di promozione. Di fronte alla Pro Ragusa e l'Akragas di Sebbi Catania, chiamata a rilanciarsi in classifica. I biancazzurri agrigentini iniziano il 2026 con l'obiettivo di riprendere la corsa alla vetta, rallentata dallo scontro diretto perso sul campo del Priolo nell'ultima gara del 2025. Un passo falso che ha imposto una riflessione ma che non ha scalfito le ambizioni di squadra, assolutamente in grado di restare nelle zone nobili della classifica del girone. Di tutt'altro umore
la Pro Ragusa, quarta forza del girone D, che ha salutato l'anno solare con un roboante 6-0 rifilato alla Vigorgela. Formazione dell'Agragas per affrontare questa sfida: Manna, Cipolla, Fragapane, Noto, Vizzini, Camilleri, King, Scribani, Uniemi, Te Lopez e Tripoli. Siamo pronti allora a raccontarvi del film del primo tempo al 16esimo, la prima chance Codra per Guastella, che in mezzo a un paio di avversari riesce a trovare l'assist per Drago, va a calciare, Superman va a dire di no, deve subito distendersi e distinguersi l'estremo difensore dell'Agragas, quando al 22esimo lancia in profondità per Te Lopez che cerca il pallonetto, para in due tempi Cavone. Al 28esimo grane per l'Agragas, cambio forzato con Marchica e va a rilevare sul terreno di gioco Camilleri. Al 38esimo poi il calcio d'angolo dalla destra di Uniemi per lo stacco imperioso di King che fa 1-0, si sblocca così il risultato. Clamorosa l'elevazione in questo caso di King a centro area, non lo può prendere nessuno, e 0-1 adesso al 40esimo, ancora un'occasione per l'Agragas che potrebbe già raddoppiare nel corso del primo tempo, rimessa laterale per Ten Lopez che la controlla, va ad accentrarsi, va anche a calciare, respinge il portiere Cavone. Finisce il primo tempo al Biazzo di Ragusa. Fino a questo momento l'Agragas si fa preferire i padroni di casa della Pro Ragusa grazie al gol realizzato al 38esimo da King. Partiamo con il film della ripresa. Al 50esimo apertura a sinistra per Nucri, attacca infatti la Pro Ragusa, il controllo, il pallone dentro su Scerra che di testa manda in bocca a Manna. 51esimo, prima occasione della ripresa per l'Agragas, Tripoli passa sulla destra, entra in area di rigore, va a calciare, c'è la respinta con i piedi da parte di Cavone che si rifugia in calcio d'angolo. Al 59esimo Pro Ragusa, traversone dalla sinistra, ancora Scerra in area di rigore che cerca la correzione, il tentativo però si perde sul fondo. Al 61esimo palla in profondità per Tripoli che riesce a scappare alla linea difensiva avversaria, si invola verso la porta davanti al portiere, cerca con questo pallonetto con un mezzo esterno, ma Cavone è molto bravo ad alzarla in calcio d'angolo. Minuto 62, entra Gambino per Tripoli. Minuto 68, Ten Lopez in azione personale, parte da lontano, salta il diretto marcatore, entra in area di rigore, la conclusione viene messa nella propria porta da Runza. Arriva il raddoppio dell'Agragas che sembra certificare i 3 punti, i primi di questo 2026 per la formazione di Sebbi Catania. 74esimo entra Dimora per Uniemi, poi all'83esimo Rizzo per Scribani. Al 93esimo c'è anche spazio potenziale per il tris dell'Agragas, gran giocata da parte del neoentrato Rizzo che passa in mezzo a 2 avversari e mette il pallone giusto a disposizione di Gambino. Ha il tempo di controllarla, di prendere la mira, ma incredibilmente cicca e manda fuori. Finisce così il match, l'Agragas torna alla vittoria, inizia bene il 2026, battuta 2-0 la Pro Ragusa. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Questa era la partita che dopo il Pirolio stavamo aspettando, perché sapevamo che era molto importante per noi iniziare di nuovo la stagione con una vittoria, e quindi penso che abbiamo stato all'altura. Oggi una bella Agragas combattiva, unita, molto equilibrata, si è lottato su tutti i palloni. Sì, quello parlavamo la settimana con i ragazzi, che oggi dovevamo lasciare di lato il calcio, se doveva vincere in qualsiasi forma, quindi penso che abbiamo lottato, abbiamo lasciato tutto dentro il campo e questa vittoria è meritata. Poi è bello, però come te l'ho detto prima, era un solo obiettivo, era vincere questa partita, e l'abbiamo fatto. È approcciata bene questa partita, abbiamo avuto la fortuna di fare gol su un calcio d'angolo e poi che diciamo che è più che meritata. Lo spirito di qua alla fine deve essere questo, di battaglia, di correre e di crederci più degli altri. È stata una vittoria importante, fortemente voluta, una partita gagliarda, con furore agonista, devo dire il risultato premia l'impegno che la nostra volontà ferrea di raggiungere, ci ridà fiducia. Ma sapevamo delle difficoltà di questa partita, sapevamo che incontravamo una squadra importante, una squadra costruita per essere protagonisti in questo girone con giocatori diciamo di un'altra categoria, però nonostante tutto abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, forse nel nostro momento migliore abbiamo preso gol su una marcatura persa su un calcio d'angolo. Peccato, c'è rammarico, però pensiamo ormai alla prossima partita, sappiamo di essere comunque anche noi una buona squadra. Ci sta a perdere contro una corazzata come l'Agragas. In settimana lavoreremo per cercare di migliorarci sempre. Il campionato è lungo e il nostro obiettivo
è quello comunque di rimanere nella griglia dei playoff, è l'obiettivo che abbiamo. Io ho visto anche la partita Priolo-Agragas, dove sicuramente l'Agragas non meritava di perdere. Magari ci sono stati solo 2 episodi negativi, ma la partita l'ha fatta l'Agragas, io l'ho vista quella partita, quindi sicuramente non meritava di perdere. Il campionato è ancora lungo e sono convinto che alla fine l'Agragas possa arrivare in fondo, anche se ha questa distanza di 5 punti. E la Castrum Favara inizia il 2026 con una sconfitta, perde lo scontro con la squadra Reggio Calabria, squadra ricordiamo che mira alla promozione, al Granillo per 2-0. La prossima partita del Castrum Favara sarà il recupero con l'Enna mercoledì prossimo. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. La Castrum Favara inizia il 2026 con una sconfitta, perdendo 2-0 nella prima gara del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D Girone I contro la Regina al Granillo di Reggio Calabria. La squadra di Nicolò Terranova, priva di ben 5 titolari per infortuni e influenza, ha disputato una gara discreta, ma ha dovuto arrendersi alla superiorità dei calabresi che mirano alla vittoria del campionato e hanno superato alla grande la crisi di inizio stagione. Dopo 10 minuti un fallo di De Minni su Fofanà ha regalato il rigore trasformato da Ragusa per l'1-0. Al 25esimo Ferraro ha raddoppiato per i padroni di casa. La Castrum Favara ha reagito con Varela ma senza concretizzare. Nel secondo tempo la Regina ha controllato il gioco e ha sfiorato il terzo gol, ma il Favara ha colpito un palo. Ora la squadra dovrà concentrarsi sulla gara di recupero di mercoledì contro l'Enna, sperando di lasciarsi alle spalle questa prima sconfitta del 2026. Ma sentiamo in sala stampa il mister Nicolò Terranova. Mister, senza cercare di trovarle degli alibi, probabilmente oggi avete pagato un po' le tante assenze che probabilmente aveva in rosa. Sì, abbiamo pagato un po' le assenze, un po' il fatto che la rosa è completamente cambiata rispetto ad agosto, dove c'era un altro allenatore. Questa squadra oggi è scesa in campo con 7 undicesimi nuovi, con giocatori che ho avuto la possibilità di conoscerli solo oggi, quindi diciamo che devo essere sotto un certo punto di vista soddisfatto della prestazione, perché a mio parere, se devo fare il paragone con la partita col Milazzo, rispetto a loro noi abbiamo tirato in porta, abbiamo creato più situazioni promettenti e penso che ce la siamo giocati fino alla fine, considerando il fatto che dall'altro lato c'era la Regina. Bisognava fare una prestazione eccellente e sperare anche nella giornata negativa degli avversari. Tutto questo non c'è stato, abbiamo fatto solo una buona prestazione che non è servita. Andrea Benedetto, Serie D24, Radio Bio Touring. Mister, però la sua squadra ha creato anche, come ha detto lei, tante occasioni, probabilmente un po' di rammarico anche per non essere riusciti a segnare in 2 o 3 circostanze dove la Regina è andata in difficoltà. Forse avrebbe potuto anche cambiare un po' il senso di questa partita, almeno riaprirla, perché poi sull'1-0 avete avuto una grande occasione, non l'avete sfruttata e sul ribaltamento di fronte poi la Regina è andata sul 2-0. Sì, è chiaro che gli episodi nel calcio fanno la differenza. Oggi forse non so se saremmo riusciti a cambiare la partita, però abbiamo fallito l'1-1 e abbiamo preso subito il 2-0, quindi credo che sì, l'episodio oggi ha favorito la Regina, però non solo quello, perché ci sono anche meriti di una squadra che a mio parere oggi è una squadra completamente diversa rispetto a quella di 4-5 partite fa, una squadra che ha raggiunto una maturità atletica e una prestanza fisica invidiosa, una squadra molto umile e ne ho avuto modo di constatarlo dentro al campo per quello che ho sentito dai giocatori e dagli allenatori della Regina. Questa è una squadra che oggi si è calata nel campionato, è una squadra che a mio parere è la favorita per la vittoria finale. Colleghi, ci sono altre domande? Il mister Terranova? Va bene. Grazie mister. Grazie a voi, buona domenica. Vediamo adesso un servizio sul Natale a Raccuia effettuato dai colleghi di Messina.
È la quarta edizione, la prima fu fatta nel 2022, fu un po' una scommessa perché in un piccolo borgo sui Monti Nebrodi il 27 di dicembre, perché la data è sempre rimasta uguale, era un po' una scommessa sulla quale abbiamo deciso di credere, però dico i risultati ci sono stati perché ogni anno è stato comunque un crescendo di presenze, ogni anno è stato, come dire, un rinnovarsi di espositori, non solo locali ma un po' da tutta l'area dei Nebrodi, e ogni anno è stato anche un volersi rinnovare perché comunque le nostre, come dire, maestranze enogastronomiche ogni anno, quest'anno abbiamo fatto 3 serate, ogni serata ci propongono qualcosa di diverso. È un modo di fare comunità, è un modo per coinvolgere anche le persone che vengono dai paesi vicini per far vedere il nostro borgo. Ricordo che in queste serate noi abbiamo il Museo della Seta, abbiamo il Castello Branciforte che rimangono aperti fino alle 22, quindi c'è sempre la possibilità di visitarli e c'è la possibilità di degustare le nostre prelibatezze rigorosamente artigianali e, come dicevi tu, rigorosamente a chilometro zero, perché comunque nascono sul territorio. Qua c'è la possibilità di degustare il suino nero allevato a Raccuia, i grani antichi che comunque vengono coltivati nel territorio di Raccuia, l'olio delle olive prodotte a Raccuia, le nocciole di Raccuia e quant'altro. Aggiungerei il vino, vice sindaco, e dico anche fa freddo, fa un'aria frizzantina. Volevo chiedere qualcosa su questa bella idea della casetta di Babbo Natale. Tanta gente che porta i propri figli là, un'altra scommessa che funziona. Sì, una scommessa che abbiamo condiviso con i ragazzi dell'Atelier 1552 che hanno voluto allestire non solo il Castello Branciforte in un arredamento, diciamo, natalizio rinascimentale, ma anche quello del villaggio di Babbo Natale che abbiamo realizzato nel nostro centro di coworking. È stata un'idea assolutamente brillante e vincente perché le tante famiglie che in queste sere sono venute a Raccuia hanno avuto la possibilità di accompagnare i propri figli in un posto come dire, al chiuso, con tante installazioni, ma con la possibilità anche di sviluppare quelle che sono le attitudini artistiche dei bambini, seguiti, diciamo, dai nostri elfi artisti. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona giornata.